Well, you can tell by the way I use my walk. I'm a woman's man, no time to talk. The music loud, women walk, being kicked around. This is how I walk. Salve ragazzi e benvenuti all'interno di questa nuova parte di Dirt 3, questo nuovo gameplay. In questo nuovo gameplay tratteremo la modalità carriera, ovvero una sorta di campagna, ma prima andiamo ad analizzare l'ultima situazione, ovvero l'ultima disciplina che praticamente è presente all'interno del singolo giocatore di gare singole, la modalità Gymkhana. Scegliamo il tracciato di Monaco, perfetto. Praticamente è una modalità in cui dobbiamo totalizzare un maggior numero di punti con le nostre auto, effettuando acrobazie di vario genere. Allora, scegliamo una macchina, vediamo un po', ci sono diverse scelte, c'è una Mitsubishi, la Ford e la Subaru. Scegliamo questa Subaru gialla, perfetto, e in questo caso la dipingiamo di bianco, questo grigio metallizzato. Ok, ci introduciamo all'interno della gara. Non è una modalità per cui vado molto pazzo, comunque è anche molto bella per coloro che praticamente sono appassionati in questo genere. Eccoci a Monaco, e mentre effettuiamo quindi questa vista del tracciato, ricordo di andare a visualizzare il canale di Comenda Veneziano, che sta effettuando davvero un gameplay molto carino, ovvero quello di Flight Simulator, ovvero il giro del mondo, davvero molto interessante, andatelo a vedere. Allora, guardiamo un po' l'impostazione del veicolo, un rapporto marce molto breve, non ci serve velocità massima, portanza molto alta, sospensioni dure, la macchina molto bassa, differenziale abbastanza morbido. Anzi no, ricordiamoci a cosa serve. Un differenziale forte aumenta il sovrasterzo, consentendo derapate e rendendo più difficile il controllo della vettura. Ok, mettiamolo forte e praticamente i freni mettiamoli sul posteriore per quindi aiutare le derapate. Effettuerò diversi errori perché in questa modalità non sono molto bravo. Guardiamo un po' i partecipanti, però è anche giusto che faccia vedere un po' anche questa nuova modalità. Via! Guardate le nostre due marmitte, vedo che sono forti. Guardate un po' dei punti che siamo riusciti a guadagnare. Un altro salto. Ehi, attenzione! Andiamo un po' cosa c'è. Vedete che con la derapata. Vediamo questi altri quadratini gialli che praticamente ci danno dei punti. Siamo ancora ottavi. Ok, ops. Eccone un paio. Mettiamo questo giro, vediamo. Ehi, ce la stiamo facendo. Guarda che forte. Vediamo. Eccoci. Dai che siamo settimi già un passo avanti. Andiamo. C'è qui. Questa goda, praticamente se andiamo a sbattere contro i muri i nostri punti non verranno valutati. Ok, dai. Andiamo. Dai, siamo riusciti a guadagnare un po' di punti. Facciamo il nostro salto. Ops. Oh. Sesti, dai, vabbè, ce la siamo cavata. 145.000 punti, possono andare più che bene. Dai, ci siamo qualificati sesti con la nostra bella Subaru. Ok, perfetto, è una modalità davvero molto carina per tutti gli appassionati, anche da eseguire con calma. Comunque adesso andiamo a dare un'occhiata all'interno della nostra modalità campagna un po' più attentamente. Allora, la nostra carriera avviene all'interno del Tour Drift. Come potete vedere la posizione, io sono riuscito praticamente a sbloccare la prima piramide, quasi del tutto. Praticamente all'interno di ogni piramide ci sono altri 4 triangoli che dovranno essere sbloccati tramite dei punti che andrete a totalizzare all'interno delle gare. Come potete vedere, in ogni gara riuscirete a sbloccare qualcosa, qualche nuova auto. Per esempio vedete qua i miei risultati. Ogni gara avviene in un circuito diverso. Per esempio questo Drift Showcase era una sorta di gameplay come abbiamo effettuato nella gara precedente, quindi quella sorta di totalizzazione dei punti tramite le derapate, quindi le acrobazie. Ok, e siamo riusciti anche a sbloccare questa nuova modalità.
ovvero il Rockstar Energy Drink, una nuova modalità che sono riuscito a sbloccare da poco. Come potete vedere ci sono nuove modalità, per esempio selezioniamo questa qui, Tsavo Classic Shield in Kenya. Ok, come potete vedere ci sono rally di 80, 70 e 60 appartenenti quindi a questi anni. Abbiamo diverse auto, andiamole un po' a vedere. Abbiamo la Rai Off-Road, vediamo un po', abbiamo la Casting Racing, Opel, invece questa qui è Renault, vediamo un po' se ne abbiamo altre. Guardate la vasta scelta di auto che ci sono. Guardiamo nelle auto degli anni 70, ecco qui c'è sempre la nostra Fiat Abarth 131, però già con la Fiat abbiamo fatto qualche gameplay, vediamo un po' cosa c'è. Ecco qua, già questa qua può andare bene, Lancia Fulvia HF, ok, sempre macchina italiana, 132 bhp, 800 kg con una trazione anteriore. Vediamola un po' che è forte questa nuova auto. Eccola qui, la nostra nuova Lancia, anche se sarà una macchina abbastanza scarsa, guardate un po', è veramente molto antica. Senti, ti stanno massacrando in gara. Non è il momento di abbassare la difficoltà o di aggiungere degli aiuti. Abbiamo praticamente il nostro amico presente all'interno del nostro staff di gara, che ci ha davvero molto incoraggiato. Ok, eccoci la nostra macchina anni 60, impostiamo il nostro rapporto marcia e breve, una portanza alta, sospensioni dure, altezza da terra molto bassa, un differenziale morbido e il bilanciamento di freni sull'anteriore. Ok, vediamo gli altri partecipanti che quali sono le loro armi all'interno di questo nuovo tracciato. Hanno auto molto diverse, praticamente solo noi abbiamo quest'auto. Comunque cercheremo di fare del nostro meglio. Avanti, una gara a tempo, praticamente il classico rally. Ci troviamo in prima posizione con il nostro copilota accanto. Eccoci qui in Kenya, signore e signori. Guardate che bella la nostra nuova auto al di dentro, una vera e propria macchina anni 60 con il suo monocilindro praticamente. No, scherzo, non so quanti cilindri sia, ma credo uno. Facile su salto. Ehi. Vediamo un attimo, non ce la siamo cavata, saremo primi perché mi fa effettuare praticamente questo tempo. Guardate che bella derapata. Entriamo in questa curva, ecco qua c'è il ponte mi sembra. Destra media su asfalto, prepariamoci. Fermiamo. Sinistra media all'interno. Destra media si restringe. Tornante. Sinistra media all'interno. Vediamo un po'. 1 e 2. In sinistra facile all'interno. È anche molto ben fatta questa macchina lì dentro. C'è anche l'ora, potete vedere. Sulla destra le icone sono davvero molto ben lavorate e anche molto ben dettagliate. Tornante destro aperto in salita. Tornante in salita. Stiamo praticamente scalando una montagna con questa nostra auto con solo trazione anteriore, perché fino adesso sono riuscito a provare auto con la trazione 4x4. Destra media, tieni la destra. Scusate la trasmissione. 60. Ok, dai che siamo quasi arrivati alla fine del tracciato. Sono curioso di vedere la nostra macchina se è competitiva oppure no. Guardiamo un attimo dall'esterno con un'unica marmitta sulla sinistra. Guardate che rumore che emette, è davvero molto bella. 40. Verso Traguardo, dai. Massima velocità 110 e primi, mamma mia, con la nostra nuova auto anni 60 siamo risultati primi. Fantastico! Guarda, Devi mostrarlo a tutto sì, il mondo. mostriamola a Mettilo tutto su il YouTube. mondo, dai. Comunque, primi con un tempo di 1,59 con questa nostra nuova auto. E grazie a questa nuova vittoria siamo riusciti a totalizzare dei punti che andremo a raccogliere per poi praticamente utilizzare per sbloccare nuove autovetture, ma anche per sbloccare nuove modalità di game. Guardate un po' che bella la nostra nuova Lancia. Ok, vediamo un po' qual è la seconda parte del tracciato. Sempre in Kenya, un tracciato davvero molto diverso e anche molto più complicato. Ovviamente la nostra auto la impostiamo come il tracciato precedente, vediamo un po' perché non ho praticamente idea di come sia questo tracciato. So solo che ci sono il 33%
asfalto e il 67% di ghiaia, quindi mettiamo la portanza abbastanza alta, le sospensioni dure, altezza terra bassa, anzi un po' più alta, e se troviamo qualche parte del terreno non stabile e quindi la nostra auto può perdere di stabilità, differenziale morbido e il bilanciamento dei freni sull'anteriore. Ok, iniziamo la nostra gara. Dai, vediamo se possiamo ripeterci. Che macchina è questa davanti a noi? Alpine, non so che marca sia, ma noi dai, abbiamo la nostra Lancia. Dai, fai vedere chi sei. Via, dai. Onesta sul tracciato, poi sinistra facile. Ah, anche l'aria condizionata, quest'auto, guardate un po', praticamente sulla sinistra, praticamente Facile, lunga, all'interno. la nostra ventola che fa uscire l'aria condizionata, è molto innovativa, anche se è abbastanza vecchia, classica. Destra facile. Dai, andiamo un po' il primo checkpoint, primi, sempre la nostra Lancia, un motore davvero grandioso, Destra facile, sinistra facile. ce la stiamo facendo. Crinale, poi Ci destra prendevano in facile, giro all'interno. all'inizio e noi gli abbiamo dato una bella risposta, soprattutto il nostro operatore di gara, il nostro responsabile dello staff che non ci aveva dato fiducia e ci aveva detto che non era per noi, mi raccomando non impostare gli aiuti, ci aveva un po' demoralizzato. Comunque dai, gli stiamo dando delle belle risposte. Mi spavento che esca qualche elefante qua tra queste praterie, un ghepardo, un leone, mi salta addosso e distrugga la nostra povera Lancia. Destra facile, lunga. La presenza dell'asfalto mi consola un po'. Guardate che fumo che emette questa macchina davanti a noi. Ehi, controllagli la marmitta. Destra facile. Anche quest'altra hanno tutte le marmitte rotte, guardate. No, siamo usciti fuori pista. No, dai, che abbiamo una tenuta di strada magnifica. Guardate anche che sono belli i riflessi del sole sulla nostra autovettura, sul nostro cruscotto. 80. Dai, verso traguardo. Yes, vediamo un po' primi. Edward Van Helgen primo con un tempo di 1 minuto e 34. Guardate che bellezza. Risultati della sessione con la nostra Arai Off-Road, ovvero la nostra Lancia. Siamo riusciti a ottenere. Che Eccolo. grande rally! Sì, così si fa. Prima ci hai demoralizzato, ci hai detto no, niente, la nostra gara è ormai persa e poi al risultato terminato sei contento. Comunque, dai, vediamo un po' che cosa siamo riusciti a fare. Eccoci qua, posizione di arrivo primo, 500 punti di reputazione, 700 obiettivi completati e 500 i flashback non usati. Mi sono dimenticato di dire che ci sono presenti nel game anche dei flashback che praticamente permettono di tornare indietro nel tempo e recuperare un incidente in tal caso avete commesso. Comunque siamo riusciti a sbloccare due nuovi team che sponsorizzeranno le nostre auto, come potete leggere, il nostro team Citroën e l'altro team che non sono riuscito a leggere. Comunque eccoci qua. Ecco il primo posto all'interno di questa nuova gara. DC ha annunciato una nuova sfida e vogliono te, superstar. Cosa ne dici? Praticamente un drift showcase, una gara praticamente di abilità nelle acrobazie, come ho fatto vedere nella gara precedente. Comunque siamo riusciti a effettuare abbastanza gameplay sulla modalità singolo giocatore. Adesso mi butterò un po' più sulla campagna, ovvero questa sorta di carriera, per andare a illustrare sempre nuove modalità e ovviamente sempre nuove auto. Spero che il video vi sia piaciuto, mi raccomando votate e commentate. Ciao a tutti!